Ciao amici del canale Real Ghost Venice, anche in questa indagine, come potete già un po' vedere dalle immagini, siamo in un posto un po' particolare. Qui alla mia sinistra, ti ringrazio, c'è la Federica. Grazie a voi Dario. Ci dici dove siamo oggi, Federica? Ci troviamo al Castello dei Daperaga, un sito antichissimo che è stato abitato almeno fin dall'XI secolo, che nacque come corte domenicale di un feudo circondato dalle acque del Tergola e del Negrisia, che stava a guardia del mulino e del ponte. Infatti, attraversando il fiume Tergola si potevano raggiungere Padova e Treviso. Siamo dunque in uno snodo fondamentale del territorio. Ci puoi dare delle indicazioni di cosa resta effettivamente, se avete delle notizie storiche anche del posto dove siamo, perché molti lo conoscono come castello, villa? Certo. La struttura che vedi oggi è molto diversa da quella che doveva essere in origine, quando aveva l'aspetto di una fortezza a pianta quadrata con la presenza di una o due torri, di cui restano ancora oggi delle tracce nei muri perimetrali. A partire poi dal XV secolo il castello fu trasformato in una residenza signorile e delle successive ristrutturazioni avvenute nell'Ottocento e nel Novecento ce lo restituiscono nella forma che possiamo vedere oggi. All'interno il castello presenta un piano terra dove ci troviamo in questo momento, con una sala centrale e delle stanze laterali, però anticamente era tutto aperto e le sale erano divise da archi e colonne. Il piano nobile invece, il primo piano, veniva raggiunto da una suggestiva scala a pioli in legno, che oggi purtroppo non esiste più, e presenta una pavimentazione con terrazzatura veneziana e uno stupendo soffitto a cassettoni, ancora oggi visibile. Invece ai lati ci sono delle stanze ampie e molto molto belle. Poi c'è un ultimo piano con i pavimenti in mattoni, che probabilmente anticamente era il granaio. Oggi il pozzo che serviva come approvvigionamento di acqua non esiste più, però era presente anche quello. Ci racconti un po' anche dell'esterno della... Sì, l'esterno è forse la parte più interessante, perché il castello sembra ergersi sopra la motta di terreno. In realtà noi sappiamo che le mura del castello poggiano sul piano di campagna. E sappiamo anche che sono presenti alcuni locali di cui si sa ben poco interrati. Posso raccontarti però una storia molto suggestiva e interessante che si tramanda di generazione in generazione tra i membri dell'ultima famiglia che abitò il castello, la famiglia Pavanello Bettanini, che raccontano di un tentativo di esplorazione che venne fatto servendosi di una candela. Sai cosa successe però, Dario? No. Successe che la candela si spense e quando la candela si spense, misteriosamente, improvvisamente si decise di abbandonare ogni tentativo di esplorazione. Purtroppo non sappiamo appunto che cosa ci sia sotto i nostri piedi e l'unica apertura che conduceva a questi locali è stata chiusa da una soletta in calcestruzzo. Si ipotizza che ci possano anche essere dei tunnel sotterranei. Lo storico Andrea Gloria propone questa leggenda nei suoi scritti, che potrebbero condurre a un antico santuario di Santa Maria di Peraga che oggi non esiste più. Beh, come ogni castello, le sue leggende e i siti sotterranei ci devono essere, quindi magari questa sera qualcuno ci dirà se... Ce lo auguriamo. Questo castello, comunque palazzo, villa, è stato abitato da qualcuno, quindi, giusto? Sì, assolutamente. L'edificio attuale è stato per secoli l'antico maniero della casata dei Daperaga, che fu tra le più importanti famiglie del Padovano. Si pensi che la tomba della famiglia dei Daperaga è stata tra le prime addirittura ad essere collocata all'interno della Basilica del Santo durante proprio la costruzione della basilica stessa, quindi da qui si capisce quanto questa famiglia fosse influente. In più sappiamo che molti degli esponenti della famiglia dei Daperaga furono ambasciatori, cavalieri, condottieri, addirittura alti prelati. Basti citare Bonaventura da Peraga, cardinale famoso in tutta Vigonza, ma non solo.
La casata quindi ha vissuto da protagonista la storia di Padova tra il XII e il XIV secolo. Mi piace ricordare alcuni personaggi che... Parte storica è sempre Esatto. utile. Sì, sapere e condividere. Soprattutto condividere, anche per noi magari fare qualche domanda dopo, successivamente. Assolutamente. Di personaggi che si prestano a domande ne abbiamo tanti, perché abbiamo la storia di Pietro e Giovanni da Peraga, furono decapitati da Ezzelino da Romano nel 1251. Il famoso Ezzelino, ma abbiamo anche Filippo da Peraga che incendiò il castello, che fu poi ricostruito per evitare che cadesse nelle mani di Can Grande della Scala per ordine di Jacopo da Carrara. Quindi, come vedi, le storie non mancano. Ce ne sono. Oppure ti potrei parlare di Albertino e suo fratellastro Jacopino da Peraga, il primo decapitato, il secondo impiccato. Però, belle storielle, insomma. Assolutamente, siamo nel 1388 e Albertino si arrese di fronte alle truppe milanesi di Gian Galeazzo Visconti e questo gli costò la vita. Però voglio anche parlare di una storia un po' più allegra. Cosa dici? Sì, dai. Ci sta come verso la fine, sì. Un po' di allegria. Condivido con voi la storia di un personaggio femminile molto famoso, di Balsanella da Peraga, una donna coraggiosa, forte, che sfidò, diciamo, le leggi del tempo. Lei era l'ultima discendente della sua casata e non poteva ereditare, non avrebbe potuto, secondo la legge classico, ereditare le proprietà della famiglia. Invece, proprio grazie alla sua intraprendenza, riuscì a farsi investire dei diritti sul feudo proprio con la cerimonia del vassallaggio. Siamo nel 1257 e Balsanella si recò dall'abate di Sant'Ilario presentando documentazione ma anche l'appoggio delle famiglie nobili di Padova e della famiglia Badoer di Venezia, riuscendo proprio a far valere i suoi diritti. Quindi Grandonna, sì, per l'epoca grandonna. Il castello dal XV secolo in poi passò di mano in mano, di famiglia in famiglia. Dalla famiglia Badoer da Peraga passò ai De Lezze, quindi ai Michiel, poi ai Giustinian, e solo nell'Ottocento venne venduta ad Antonio Pavanello e poi passò alla famiglia Bettanini, che sono stati gli ultimi proprietari fino al 1986, quando la villa venne acquistata dal comune di Vigonza. Ma c'è stata qualche presenza, qualche storia, qualcosa, magari da qualche collega o magari che avete vissuto voi in prima persona, visto che comunque qui nel castello ci venite ogni tanto, giusto? Sì, allora Dario, ti confesso di aver fatto delle ricerche in merito, ho chiesto agli ultimi proprietari, ho chiesto a chi ha vissuto il castello e il parco. Purtroppo nessuno aveva storie da condividere, ma questo non significa che non si possa scoprire qualcosa. Quindi io lascio l'indagine a voi e lascio a voi indagare i misteri che il castello ancora cela oggi. Bene, ragazzi, un ringraziamento va comunque all'assessore, a Tardello, a Federica, a Matteo, che non lo vedete ma c'è, e tutto il comune di Vigonza, perché ci danno la possibilità di essere qui oggi e presumo sia la prima indagine che fate. Sì, qui sì. Ecco, quindi anche questa volta il Real Ghost Venice effettuerà un'indagine su una location, come avete visto, molto interessante e ricca di storia. Ti ringrazio. Vi ringrazio io. Quindi adesso iniziamo noi a fare l'indagine. Venite con noi e ci vediamo più avanti. Buona Ciao. indagine, Dario. Grazie, gentilissimo.